E allora amici sportivi, amici e amanti del nostro pazzo sport con la pallina vulcanizzata, quanto mai attuale oggi, visto che qui al Pala Ferrarini il Breganze questa sera per la 24esima giornata ospita il Valdagno, Y Sport Valdagno. Squadra attrezzatissima, occupa la quarta posizione nell'attuale classifica della massima categoria di hockey su pista. Valdagno 48 punti, 23 giornate, 15 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. La squadra della Valle dell'Agno viene qua subito per fare bottino pieno, tenersi stretto il suo quarto posto. Breganze avrà l'arduo compito di cercare di arginare il cammino della squadra bianco-blu. Venuti numerosi tifosi di Valdagno, un po' più spenta la torsida rossonera. Tanto il Valdagno ha già fatto ingresso in campo anche in anticipo. Aspettiamo i beniamini di casa. Breganze che dall'inizio del campionato occupa l'ultimo posto. Sono 21 le sconfitte raccolte dai padroni di casa, 2 le vittorie, maturate una all'inizio dell'anno in trasferta contro Forte dei Marmi. Proprio Forte dei Marmi sarà la prossima avversaria casalinga di Breganze. La seconda con lo streminzito 1-0 di febbraio contro i biancoverdi del Giovinazzo. 20:41, eccolo qua, la formazione breganzese, stasera orfana di Puccinelli Nicolò, 39 di febbre per lui, dovuto rimanere a casa. Quindi avremo 3 famiglie, 7 giocatori per 3 famiglie, 3 Tagliapietra, 2 Agostini e 2 Volpe. Vado a leggervi le formazioni per gli ospiti del Valdagno. Con il 21 portiere Rodrigo Vieira, con il 22 Filippo Vallortigara, con il numero 4 Marco Tomba, con il numero 6 Niccolò Crocco, con il numero 7 il capitano Leonardo Di Qui Giovanni, con il numero 8 Diogo Seixas, con il numero 9 Giulio Piccoli, con il numero 10 Tiago Sanchez, con il numero 17 Francesco Crocco, con il numero 75 Luca Sonorio, tutti agli ordini di Federico Chicco Azevedo. Risponde il Breganze di mister Nestor Perea, con il numero 1 Marco Todeschini, con il 25 Giuseppe Tagliapietra, con il 5 Pietro Agostini, con l'8 Jacopo Volpe, con il 9 Nicola Volpe, con il 13 Antonio Tagliapietra, con il 19 Gabi Cairo, con il 27 Giovanni Tagliapietra, con l'87 Tommaso Volpe e con il numero 88 Cristian Costenaro. Dirigono la partita gli arbitri Ferraro Claudio e Pigato Edoardo. Tutto è pronto? Tutto è pronto per dare inizio a questa disputa breganzese del Pala Ferrarini. Ricordiamo 24esima giornata. Hanno già iniziato alle ore 20 Giovinazzo e Castiglione. Il Giovinazzo conduce per 4-1. A seguire, contemporaneamente a noi, avremo Follonica Novara, Sarzana Grosseto, Lodi Forte dei Marmi, CGC Viareggio, Monza e domani Trissino Bassano. Domani Trissino Bassano, Max, da andare a vedere. Non troveremo biglietti, ma Trissino Bassano è da vedere. Squadre ai vertici della classifica. Allora, tutto è pronto, vediamo già se mi accendono la partita. Vi do i primi 5. Intanto sicuramente Rodrigo Viere tra i pali. Abbiamo con il numero 6 Crocco,
con il numero 7 Di Qui Giovanni, con il 75 Lucas Onorio e con l'8 Diogo Seixas. Mister Perea sceglie Tagliapietra Giuseppe, Tommy Volpe, Pietro Agostini, Gabi Cairo e il 27 Tagliapietra Giovanni, il più anziano dei due esterni, diciamo, il fratello mediano. Gli ultra del Breganze sotto la regia fanno sentire la propria presenza. Tutto è pronto. L'arbitro Ferraro dice che si può partire. Parte subito Valdagno con Diogo Sexa. Crocco, Sexa ancora in mezzo. Non riesce la deviazione qui Giovanni. Recupera Tagliapietra. Giovanni si gira. Attende Agostini. Giocano nella propria metà campo, rispettano i 5 secondi, va giù Pietro, perde però palla in favore di Diogo Sexa, riparte velocissimo Lucas Onorio, passa dietro porta, scarica su Crocco, Crocco al centro dall'altra parte con Sexa, Onorio, Crocco in mezzo, non riesce a girarsi, Di Qui Giovanni, recupera però la palla. Ancora Seixas, Onorio, Crocco, finta il tiro, sceglie dietro porta accompagnato da Tagliapietra, mette in mezzo, niente di fatto, però la palla ancora di Valdagno, fa girare bene la pallina, possesso di Valdagno, 20 secondi per andare a concludere. Ancora Di Qui Giovanni, scarica fuori per Crocco. Crocco, bomba da fuori, sporcata, legge Tagliapietra, la pallina rimane lì, recupera Breganze, no ancora, bellissima, questa volta la parata di Tagliapietra, sull'iniziativa di Qui Giovanni, legge benissimo il portierone rossonero che dice di no al tentativo della Y Sport. Riparte Tagliapietra, Agostini. 10 secondi fischiati da Pigato. Palla quindi per Valdagno. Seixas. Crocco, Seixas. Bomba su Tagliapietra che dice di no, ha appostato bene sul primo palo Giuseppe, il più anziano dei tre fratelli. Lucas Onorio, Crocco, anche lui in compagnia del fratello più giovane Francesco. Attenzione, riparte Valdagno, non si capiscono però Crocco e Onorio. Dicevo Nicolò 2005, in panchina Francesco 2007. Combattono Di Qui Giovanni e Tagliapietra. Crocco scarica su Seixas. Indietro recupera Di Qui Giovanni, il capitano. Proveniente dal Trissino, dove ha fatto le trafile del giovanili. Recupera la palla Breganze con Tommy Volpe. Si riesce a passare Cairo, poi si allunga 2 volte la palla, recupera Sexa, potenziale 3 contro 2, Crocco, Seixas, palla in mezzo, troppo arretrata o troppo avanzata la posizione di Lucas Onorio. Riprova di nuovo Sexa, Diogo Sexa. Palla per Valdagno, palla in mezzo, recupera Cairo, prende velocità, accompagnato da Qui Giovanni, Carico mette in mezzo, legge tutto Rodrigo Vieira. Poi c'è fallo subito da Lucas Onorio, chiede scusa Cairo che lo aveva spalmato sulla balaustra. Intanto arriva il primo time out chiesto
dalla panchina rossonera. Addirittura c'è uno scambio di complimenti. Uno scambio di complimenti tra tifoserie, ma questo non ci riguarda, rimaniamo in campo. Primo Cicalino che chiama i portieri, ma è già tutta la squadra pronta del Valdagno a rientrare in campo. Non ci sono sostituzioni. Rimangono quindi Di Qui Giovanni, Crocco, Sexa e Onorio, e anche a Breganze rimangono i 4 esterni che hanno iniziato la partita. Riparte Valdagno da Crocco. Crocco, Di Qui Giovanni mette in mezzo ma recupera Tagliapietra, perde palla, recupera ancora Di Qui Giovanni, si appoggia a Sexa. Crocco, palla fuori misura per Onorio, recupera Tagliapietra. Giovanni messo alle strette, però non lo fa uscire. Guardate la grinta di Lucas Onorio che va a premere contro l'avversario fino a disturbarlo e fargli subire 10 secondi. Poi però riparte Breganze, niente di fatto. Il tiro di Tommy Volpe è respinto da Vieira, non riesce il tap-in allo spagnolo breganzese, ovvero Gabi Cairo. Palla recuperata da Crocco, Di Qui Giovanni scheggia la traversa e la palla finisce direttamente nella stratosfera. Ora, se non sbaglio, è finita tra la torsida valdagnese. Ecco qua il replay della bomba di Qui Giovanni che scheggia la traversa e finisce in tribuna. Doppio cambio sulle file valdagnesi. Sono uscite Tommy Volpe e un Tagliapietra, ovvero Giovanni. È entrato Antonio Tagliapietra e Cristian Costenaro con l'88, mentre l'altro Tagliapietra, Antonio, gioca col 13. Crocco, finta, va al centro, appoggia a Sexa, fallo fischiato in favore della Y Sport Valdagno, fallo subito da Sexa. Ha visto una trattenuta l'arbitro Ferraro, che adesso ha una raccomandazione che non possiamo dire da fare a Cristian Costenaro. Palla nell'angolo destro basso alla destra di Tagliapietra. Lucas Onorio e Sexa confezionano questo tentativo offensivo, ma torna indietro fino a appoggiarsi a Crocco. Crocco sceglie la destra, va giù. Osservato speciale in aria sia Sexa che Da Qui Giovanni. Può ripartire però Pietro Agostini per Breganze. Va a infrattarsi, a imbattersi, a sbattere contro Crocco, che ora libera per Di Qui Giovanni col 7. Il capitano passa al centro, di nuovo Crocco sulla destra. Crocco giù, sceglie il dietro porta, scarica in mezzo per Di Qui Giovanni che scarica dall'altra parte su Sexa. Niente di fatto, la bomba finisce di nuovo fuori. Per 2 volte la pallina finisce tra gli ultra breganzesi, che diligentemente neanche la lanciano, la consegnano nelle mani del ragazzone Diogo Sexa, classe 96, 30 anni quest'anno per lui, tra i più anziani. Ricordiamoci che questo sport permette una longevità non indifferente ai giocatori, seppur sia uno sport completissimo e che richieda un impegno psicofisico come pochi altri. Ancora Crocco, sinistra, scivola Agostini, Onorio alza la palla ma legge tutto Tagliapietra. Riparte Breganze con l'altro Tagliapietra, il più giovane, che scarica dietro su Costenaro, si appoggia a Agostini. Pietro l'acceso, Cairo, bella aggancio ma nessuno lo segue. Era stato bella l'iniziativa e l'idea di Cairo, non l'aveva seguita Agostini, peccato.
c'era del bella intenzionalità. Ancora Luca Sonorio, lo breccano in due questa volta, riesce a uscire Breganze, Tagliapietra, bomba da fuori, la palla rimane lì, palo, portiere, è successo di tutto tipo da flipper tra i ferri e l'estremo difensore portoghese Rodrigo Vieira, che gioca col numero 21, proveniente dalle tre file del Sporting Lisbona e del Benfica. Attenzione, palla fuori misura, finisce nella rete di contenimento. Sarà ripartenza in favore di Valdagno. Luca Sonorio qua sotto la regia. Palla invece per Crocco, l'appoggia Seixa. Diogo Seixa. Luca Sonorio carica la bomba, gol da fuori. Non la vede purtroppo neanche partire l'estremo difensore di Breganze. La palla parte nascosta dagli altri giocatori e si insacca nel 7. Incolpevole. Abbiamo dei problemi. Quindi non riusciamo a trasmettervi il replay. Valdagno in vantaggio con una bomba da fuori di Onorio Luca. Intanto c'è un cambio, entra col numero 10 Sanchez. Thiago va ad accomodarsi in panchina a riposare Nicolò Crocco. Attenzione, Tagliapietra, scarica su Agostini, bella la parata, la rimane. Speriamo di essere tornati in onda, intanto è successo poco durante la nostra assenza. Contropiede, attenzione, Sanchez da fuori, niente di fatto, contropiede Agostini, no! Se la mangia Pietro, peccato, a tu per tu con Vieira e Rodrigo. Non è riuscito niente, andiamo in time out così possiamo sistemare. 15:48 da giocare, 1-0 per Valdagno, 3 falli per Breganze, 1 per Valdagno. A tra poco. Eccoci qua, siamo rientrati. Chiediamo scusa a casa, un problema telematico. Sapete che l'informatica e la tecnologia sono delle scienze fuori controllo, che non seguono le leggi della matematica e nemmeno della pallina vulcanizzata. Attenzione, contropiede di Valdagno, potenziale 3 contro 2, va fino in fondo Sanchez, sceglie il dietro porta, non c'era nessuno libero in mezzo. Sanchez di nuovo in mezzo, legge tutto il Costenaro vuole passare in mezzo a due, troppo pretenzioso. Attenzione, scivola, mi ero soffermato a seguire la diatriba tra Crocco e Costenaro. Ancora Cristian Costenaro passa dietro, poi si abbraccia con Crocco che commette fallo. Aveva provato la finta Cristian sotto gli occhi dell'arbitro Edo Pigato, che fischia fallo. Secondo per il Valdagno.
Si riparte da lontano con Tommy Volpe, prende velocità, bomba da fuori, attenzione, tocco, sfortunata Breganze. 2-3 rimpalli che però non permettono ai ragazzi di mister Perea di insaccare. Breganze avrebbe anche meritato il pareggio. Belle le 2-3 occasioni. Valdagno costruisce di più, poi però gli manca l'ultimo passaggio. Adesso figlia di un'iniziativa tutta made in Diogo Seixas. Il tiro su giovane portiere rossonero Sanchez ubriaca di firme Costenaro, di finte Costenaro, che poi lo accompagna con una spintarella. Vede tutto Pigato che dice non si fa, e quindi assegna, no, è fallo per Breganze, quindi la spinta di Costenaro era regolare. Forse non erano d'accordo con le Breganze per aver fermato una ripartenza, chiedevano il vantaggio. Parte Tagliapietra, atteso, Locco, va bene Tagliapietra, dice che si può proseguire, nessun fallo su di lui. Thiago Sanchez scarica sul numero 9, appena entrato Giulio Piccoli. Giulio Piccoli, proveniente dal Monza, made in Trissino. Anche lì 2 fratelli. Sono tantissimi casi nell'hockey, delle famiglie intere che sposano questo pazzo sport. Sì, ci sta tutto. Fuori aria di un soffio. Fuori aria di un soffio. Era sotto gli occhi di Ferraro. Nessuno si lamenta le Breganze, quindi ci sta il fuori aria, no rigore. Però era evidente il fallo di Sanchez su Tagliapietra. Dicevamo sì, chi ha i figli che giocano poi si infila dentro dirigente, meccanico. L'hockey è uno sport a tutto tondo, ti fa innamorare, coinvolge intere famiglie. Difficile avere un fratello che gioca a hockey e l'altro che va in piscina. Tagliapietra, è rientrato il fratello mediano, ubriaca di finte, Crocco, no, si Crocco che si appoggia su di lui e quindi fallo ancora. Passa in vantaggio Breganze con i falli. È stato l'altro Crocco, si assomigliano molto i 2 fratelli, si portano solo 2 anni di differenza. Ora Nicolò in panchina, dentro il fratello Francesco. Riparte Tagliapietra, Giovanni dietro porta, combatte proprio con l'altro Crocco. Attenzione, non si capisce Ferraro, fischia in favore di Valdagno, parità di intenti e di falli. Parte Sanchez, aveva appoggiato sui Sexa ma niente di fatto. Sexa, l'unico della Y Sport a non essere andato ancora a tirare il fiato, girandola di cambio anche sulla panchina. Oh, Cairo! Preparatissimo Vieira che dice di no a un gol fatto. Sanchez, Thiago tiene la palla dietro porta, aspetta sicuramente in mezzo. Niente, fuori per Piccoli, riparte Piccoli, si fa strada, lo accompagna Volpe. Diciamo che i ragazzi di, attenzione, riparte Tagliapietra, sceglie la soluzione personale, c'è piede dall'altra parte, Volpe non lo vede Tagliapietra, niente di fatto, la palla è per Valdagno. Poteva creare qualcosa di più. Breganze in questa occasione un bel contropiede. Doveva passarla prima a parere del sottoscritto. Il Tagliapietra col numero 27. Scusate, era quello col 13. Ai, parte il cartellino dalla manina di Pigato, sotto gli occhi di Pigato. Il numero 75 è Lucas Honorios. Si guadagna il primo cartellino blu della partita. Ricordiamo che quest'anno non ci sarà punizione di prima, ma solo
un power play lungo 2 minuti 2, 120 secondi quindi di power play per la squadra di casa, che a 11:56 dalla fine ha la possibilità di riportarsi sotto, ovvero proprio in parità. Allora mi comunicano dalla regia che non avremo il replay per un problema del sistema di trasmissione. Comunque allora, a 11:54 arriva il cartellino blu per Honorio Santos Lucas. Questo è il nome completo. Power play per Breganze, che avrà quindi 120 secondi da giocare con l'uomo in più per cercare di riportarsi in parità. Nulla toglie che Valdagno possa fare lo sgambetto e ripartire comunque in contropiede e riuscire a trovare il doppio vantaggio anche in inferiorità numerica. Sempre in campo Diogo Seixas, ripeto, l'unico a non essere mai uscito di tutti i giocatori esclusi portieri sul rettangolo di gioco, sul legno del Palaferrarin, da dove vi stiamo trasmettendo la 24esima giornata del campionato di A1 di hockey su pista, massima categoria di questo pazzo e amato sport. Suggerimento in mezzo, non riesce a girarla Cairo, la palla si impenna, finisce nella rete, quindi si ripartirà con una palla per Pigato. Segnala palla a Valdagno per l'ultimo tocco di Cairo. Diogo Seixas riparte, spara la pallina distante. Valdagno cerca di perdere più tempo possibile per far trascorrere questo 120 secondi. Agostini chiama giù i suoi per mettersi a quadrato. Disposta benissimo. Cairo, gol di Cairo! E ce la fa finalmente Breganze. Sfrutta la superiorità numerica. Bravissimo Cairo a liberarsi in mezzo all'area, a mettere fuori causa Vieira e a insaccare. Dovrete andare voi con la funzionalità di YouTube quel tot secondi indietro per andarvi a vedere i replay. Fatto sta che rimaniamo comunque in power play per Breganze. Breganze trova la parità su tutto, 4 falli pari e 1 pari. Le marcature, ricordiamo che a differenza dell'anno scorso, comunque anche in caso di gol la squadra osserva comunque l'inferiorità numerica. Eccola qua, terminata adesso, ritorna subito in campo. Cosa ha salvato Agostini? Era rientrato dalla panchina arrabbiatissimo Lucas Honorio e si stava involando direttamente al gol su passaggio smarcante di Seixas. Ora riparte con calma Valdagno, tornata a 4. Thiago Sanchez col suo numero 10 scarica dietro, sempre per il 75 Lucas Honorio. Spina nel fianco di Breganze, invece autentico perno della squadra valdagnese in questo primo tempo è il numero 75 Lucas Honorio. Cairo vuole andare in mezzo a 2, riparte in 3 in contropiede Valdagno, scusate mi sono impapperato, nell'angolo di Diogo Seixas, combatte contro tagliapietra, non riesce suggerimento
Attenzione, cosa ha intercettato Sanchez, poi 1, 2, 3 passaggi nell'area, nessuno riesce a metterla dentro. Un po' troppa leziosità per la Y Sport, qua avrebbe potuto sfruttare meglio. Agostini perde un tocco di palla, deve scaricare dietro Costenaro, si agganciano Seixas e Tagliapietra, ma niente di fatto. Ora sono i fratelli Tagliapietra in campo, in compagnia di Agostini e Costenaro. Valdagno fa girare meglio la palla, Piccoli Sanchez, tiro da fuori, libera all'ultimo momento Giuseppe Tagliapietra, recupera la palla dal fondo Piccoli, cambio, esce Crocco con il 17, ovvero Francesco, entra Crocco col numero 6, ovvero Nicolò. Quindi sempre è bello il gol velocissimo, il passaggio di Piccoli, addomestica la palla con una mano, ovvero con la stecca a una mano. Lucas Onorio riporta in vantaggio Valdagno quando mancano poco meno di 8 minuti alla fine del primo tempo. Fase difensiva un po' carente in questo fase da parte di Breganze. Fallo fischiato da entrambi gli arbitri, commesso da Onorio su Tagliapietra. Valdagno che si porta a 5 falli. Cambio ancora, rientra Volpe, esce Tagliapietra Giovanni. Costenaro pronto ad appoggiare su Agostini. Agostini indietreggia, Volpe Agostini tenta, bravissimo Pietro, dribbla tutta Valdagno, poi alla fine il suo tiro è intercettato da Crocco che rilancia subito Sanchez, che non si fa pregare, parte tutto da solo, finta, palla nel 7, rimane di stucco Giuseppe Tagliapietra. 3-1 per Valdagno che cala i pezzi forti, i suoi giocatori migliori. Sanchez segna il suo 20° gol, terzo cannoniere. Lucas Onorio era arrivato stasera qua con 38, è già salito quindi a 40. Anzi 41, perché è già una doppietta per Onorio questa sera. 41 gol per lui su 24 giornate. Media che sfiora ai 2 gol a partita per il numero 75 portoghese. Intanto si accendono anche le tifoserie. Costenaro, Pietro, Agostini va fino in fondo. Oh, gol di Agostini! E che gol di Agostini, Pietro! Dopo quello che valeva il prezzo del biglietto di 2 settimane fa al volo, Pietro Agostini ne segna un altro, bellissimo, finta ad uscire. Poi palla nascosta nel 7, come era rimasto di stucco Tagliapietra sul gol di Sanchez. Altrettanto Vieira, bellissimo il gol di Agostini. Non so cosa farà Pietro l'anno prossimo, ma dovesse mai retrocedere la squadra rossonera, Pietro ha ampiamente dimostrato di meritarsi un posto in qualsiasi compagine della massima categoria. Ma torniamo in campo, Volpe 1-2 in mezzo, mamma mia che bella azione, Breganze si accende, Valdagno aveva calato per un attimo l'attenzione, la palla rimane lì, riparte Breganze. Costenaro Tagliapietra, accerchiato da 3 di Valdagno, riesce a liberare Volpe,
Volpe il Coste, scarica di nuovo su Volpe. Fallo subito da Crocco ad opera di Coste che torna indietro, chiede scusa. Bellissimo il fair play di Christian con l'88. Luca Sonorio. 3-2 quindi, bella partita qua al Pala Ferrarin, Breganze c'è, si riporta sotto, 5 falli pari, sostanzialmente corretta la partita fino adesso. Di Qui Giovanni rimane fino lì 2 volte, taglia pietra 3 volte, dice di no, 3 tentativi di Qui Giovanni, non vuole entrare la palla, complice un portiere questa sera sul pezzo, un portiere sul pezzo. Si riparte da Breganze, il Coste con calma dietro, Volpe suggerisce a Pietro che non l'aggancia per un filo. Bellissima parola trama e l'intesa tra i due. Oh, in tuffo, taglia pietra, si ridono in faccia in buona maniera, uno fa i complimenti all'altro, l'altro per il tiro e Onorio per il tuffo di Tagliapietra sulla traiettoria, bellissimo gesto del giovanissimo Antonio. Crocco, Piccoli, affrontato da Tagliapietra, viso aperto, lo manda nell'angolo, esce Piccoli ma la meglio Tagliapietra che conquista palla, Tagliapietra, tiro da fuori, palo pieno, Breganze c'è, attenzione, non aggancia Di Qui Giovanni, sarebbe involato da solo contro il portiere Tagliapietra, un palo spettacolare colto da Breganze. C'era stato anche un palo prima, almeno 10 minuti fa da Valdagno, quindi parità anche su questo. Luca Sonorio scarica dietro su Crocco, Piccoli, intanto non ho registrato ma era uscito per riposarsi Seixa Diogo che però adesso è già pronto al cancelletto, non vuole fare a meno di lui Chicco Azevedo, time out proprio per Chicco che porta a parità di intenti anche i time out, quindi andremo dritti a giocare questi 4:27 che mancano alla fine della prima frazione di gioco. Bella partita qua al Pala Ferrarin dove Breganze sta tenendo testa fino ad ora. Vediamo se la tenuta fisica e mentale sarà all'altezza per tutti i 50 minuti. Fino ad ora, chapeau Breganze. Bella partita, peccato quelle due disattenzioni in difesa che hanno causato il 2-1 e il 3-1. Poi un bellissimo gol di Pietro Agostini e un'altra occasione grande come una casa, però da entrambe le parti, quindi state con noi, continuiamo in questa accesa disputa anche tra le tifoserie. Seconda sirena del Pala Ferrarin, tutti in campo, tutti pronti. 267 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Tempo indeterminato per gli sport come l'hockey che si basano sul tempo effettivo di gioco. Non so se vi arrivano e spero di no i manifestazioni d'affetto e stima scambiate dalle due tifoserie. In regia e al commento ce la stiamo ridendo perché il silenzio del Pala Ferrarin ci permette di apprezzare e sorridere su
il scambio di opinioni tra le due tifoserie. Il tempo necessario al quarto tagliapietra della formazione breganzese, che è il papà Diego, che va a fascettare la rete strappatasi alle spalle del figlio. (4:27) 2,67 il numero in centesimi dei secondi che mancano per andare a riposarsi alle due compagini. Ferraro ha qualcosa da dire alla panchina rossonera. L'arbitro Ferraro, vastissima esperienza, segue anche tutti gli arbitri nelle giovanili. Un califfo degli arbitri potremmo definirlo. Pigato invece da poco promosso alla massima categoria. Taglio in mezzo non agganciato da Di Qui Giovanni. Già la seconda volta che il capitano si fa sfuggire un colpo di prima facile e sicuro davanti alla porta. Stecca da registrare in queste fasi per il capitano col numero 7, Leo Di Qui Giovanni. Ora si combatte nell'angolo, ne esce Lucas Onorio, onnipresente. Lucas Onorio Santos, il secondo cognome. Ecco lui, proprio lui col 75, chiama tipo uno schema col ditino, appoggia Crocco Nicolò, Crocco Sexas dal centrocampo, di nuovo su Crocco, gira, appoggia Onorio che torna indietro, alza la testa, scarica di nuovo su Crocco. Ben messa adesso Breganze, che però permette il tiro da fuori di Crocco, letto bene da tagliapietra Giuseppe. Ancora Crocco, carica di nuovo, palla sulla stecca del fratello Giovanni, ovvero del fratello del portiere, non riesce a passare da Agostini, perde palla, ma è di nuovo lì contro Crocco. Ricordiamo che questi ragazzi giovani, made in giovanili delle rispettive squadre, si conoscono a menadito, si sono affrontati sin da giovani. Tipo, se andiamo a vedere Agostini, che è un classe 2008, no scusate, Agostini il più vecchio, Pietro è un classe 2003, tutte le trafile a Breganze. Lo facevo più giovane il buon Agostini, che adesso colgono il palo quelli di Breganze. Si è sentito il ding della traversa, attenzione però 2 contro 1. Cosa ha recuperato Cairo a colpo sicuro. Ancora troppa leziosità, un po' troppa leziosità per Valdagno, poteva concluderla questa. Ora era Sexa che ha provato la fortuna da solo. Volpe non poteva fare altro, fuori misura, si è mosso il casco di Vieira, ma la palla era nettamente più alta della traiettoria che avrebbe colpito l'elmetto del portoghese spagnolo, portoghese portiere della Y Sport. Di Qui Giovanni, serie di finte, blocco, poi scarica ancora su Seixas, torna indietro. Onorio non prova la piccadiglia, riporta la palla a Sexa, Crocco finta il tiro, c'è un parapiglia in mezzo all'area. Gli arbitri dicono che Lucas Onorio non ha subito alcuna scorrettezza. Ferraro gli dice di star tranquillo, si scusa anche Onorio, chiede spiegazioni. Fair play comunque del giocatore baldagnese. Agostini, taglia pietra, combatte, c'è Del Costo dall'altra parte, la chiede alta, no!
poi gliela dà bassa. Quando la palla parte, il Costi aveva ancora la stecca alta a chiedere una cosa agganciata. Agostini alza la testa, cerca il passaggio, niente. 1 minuto 1, un giro d'orologio. Sprecata la palla di Agostini che regala, prova la piccadigna Onorio, la palla si incastra alta sulla rete di contenimento e poi finisce comunque in favore di Breganze, che ora ha 51 secondi di tempo e 39 per andare al tiro. Come si besca, subisce fallo. Vanno a 7 i falli di Valdagno, o era già il sesto questo? Sesto fallo. Niente di preoccupante. Breganze a 5. Breganze 43 di giocare, 30 per andare al tiro. Costenaro, vediamo se saprà sfruttare bene questa fase di gioco. Agostini accelera dal mezzo, la palla lambisce il 7 alla destra di Rodrigo Vieira. Palla ancora per Breganze che ha 33 secondi ancora e 20 per concludere l'azione. 20 dei 45 che stavano scorrendo. Scambio di complimenti in aria tra Sexa e Tagliapietra. I due fratelli se la intendono, si passano una palla, cercano di confezionare l'ultima occasione. 17, aggancio, c'è un altro blu ancora per Onorio, reo di aver lasciato lì la stecca. Pigato per la seconda volta, è lui che punisce Onorio, sempre lui. Ancora Pigato mostra per la seconda volta il cartollino a Lucas Onorio, il secondo cartellino nel primo tempo. Neanche in questo caso era ultimo uomo, quindi 15 secondi in questa disputa, in questa prima frazione, e altri 1 minuto e 45, ovvero 105 secondi in cui Breganze inizierà la seconda frazione di gioco con l'uomo in più. Ora Costenaro e Agostini ne hanno 15 in power play per provare. Oppa! Il tiro rimbalza sulla balaustra, cerca il tap-in di Agostini, niente di fatto. Attenzione, Sanchez prende velocità, scarica dietro, 6 secondi, andranno al tiro quelli di Valdagno. Sanchez, 3, 2, 1, preferisce addomesticarla così. Andiamo in time out, quindi riprenderemo con 105 secondi di power play per Breganze. Bellissima partita trasmessa qua dal Pala Ferrerin. Ci scusiamo ancora se mancano i replay, l'informatica ci fa gli sgambetti. Andiamo a riposarci, a tra poco.
Attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
Eccoci qua, tutto è pronto. Palla Ferrarini, Viale Ferrarina, Breganze, Vicenza, Veneto, Italy. Il cuore dell'hockey è qua. In Veneto intendo, nella parte del Veneto. Il Vicentino. Sono tutte qua. Le massime esponenti di questo pazzo sport. Allora si riprende. Andiamo sullo score della partita. Il blu arriva a 12 secondi dalla fine del primo tempo, quindi abbiamo 1 minuto e 48, 108 secondi. Per Breganze in power play, Breganze che riparte con Costenaro, Tagliapietra Giovanni, Tagliapietra Antonio e Pietragostini. Non vi dico neanche portiere perché li conoscete. Difendono a spada tratta il loro fortino. Viene Rodrigo in porta, ve l'ho detto. I 3 esterni sono Crocco più giovane, Francesco, Thiago Sanchez e Diogo Sexa. Ancora qualche problema per la rete alla nostra sinistra, che prima era difesa da Tagliapietra, ora da Vieira. Un po' di fascette tengono assieme la vetusta rete del Pala Ferrarin. Daremo anche una mano di vernice quest'estate, chiediamo al nostro presidente Volpe una bella mano di arancione fosfo a questi pali che ne hanno viste di ogni. Attenzione, parte subito, si parte. Power play Agostini, traversa ancora. Avevo appena incontrato il presidente al bar che mi ha detto ci piacciono i pali e le traverse, ne arriva uno subito. Attenzione, perché Crocco, Francesca momenti fa lo scherzetto, palla che finisce fuori per l'impatto tra Sanchez e Costenaro. Mamma, Agostini spacca la traversa. Ci provano ancora da fuori. Costenaro. Capisce tutto Sanchez. Bravissimo a leggere, a far perdere tempo. Ingenuità di Agostini e Costenaro. Telefonata era stata la ripartenza, ora sono 3 contro 2. Agostini da fuori, pieno casco di Vieira. Sta prendendo a pallinate la porta di Valdagno il buon Pietro Agostini. Ora ci prova anche Tagliapietra. Giovanni. Riparte Valdagno, fa passare il tempo. Trascorso già il primo minuto. Manca 20-25 secondi alla fine. Si può giocare, rimangono a terra in 2. Rientra il dolorante Crocco. Niente di fatto, non c'è fallo sul cadente Tagliapietra giovane. Antonio. Palla ancora per Sanchez, che si era costruito una ghiottissima occasione. Ora rientra Valdagno. Attende il rientro di qui Giovanni, si apre il cancelletto. Bomba da fuori ancora di Agostini. Diciamo che non ha sfruttato bene come nel primo tempo la superiorità numerica. Solo tiri da fuori per Breganze. Tagliapietra, sfortunato nell'ultimo tocco. La riprende suo fratello Costenaro con l'88. Troppo lungo l'appoggio di Agostini, che attende di subire 5 secondi. Palla per il capitano di qui Giovanni con il 7. Thiago Sanchez. Francesco Crocco. Va in fondo, appoggia il capitano. Di nuovo Crocco. Crocco era partito. Sexa esce, attenzione, contropiede da solo,
di poco, fuori misura alla destra di Vieira, il tentativo del giovane tagliapietra col 13 al secolo Antonio. Riparte l'altro giovane, Crocco Francesco, appoggio su Diogo Seixas. Di qui Giovanni capitano, Crocco Francesco, tocco sporco, prova a dargli fastidio tagliapietra Giovanni, bomba da fuori, legge benissimo tagliapietra Giuseppe col guantone, impenna la palla, la manda fuori, niente di fatto, si può ripartire, non c'è fallo su Crocco. Bella fase di gioco, occasioni da entrambe le parti. Agostini esce, si appoggia, torna indietro, lascia di Sanchez, non c'è nessuno in mezzo, spinto, rimane in piedi, vantaggio, esce meglio di qui Giovanni imbecca Seixas che perde palla, non ha un felice controllo, ma scarica dietro, di qui Giovanni anche lui non aggancia, subirà i 5 secondi. Ferraro alza la mano mostrando il palmo aperto con tutte le 5 dita estese, vuol dire che la palla è rimasta passivamente 5 secondi nella propria metà campo. Si riparte angolo basso, destro alla destra di Vieira. Rodrigo, il portoghese portiere della Westport Valdagno, è il primo anno qua. Taglia pietra, scarica, riparte il fratello da lontano, fendente, attenzione perché c'è il contropiede, potenziale 3 contro 2, Sanchez, si chiude bene, taglia pietra, libera, fratello per fratello, Antonio gira, blocco del suo fratello, si scambettano uno con l'altro, non agganciano, 2 contro 1 e ce la fa. L'avevo vista da come era partito Seixas, però è stata l'ingenuità a centrocampo, come ha perso la palla a Breganze. Poi non si fa pregare Seixas Diogo, al primo anno, classe 96, primo anno qua a Valdagno, ringrazia la sua tifoseria, Valdagno che allunga 4-2, peccato Breganze però, vittima della sua stessa ingenuità, una palla persa, ha permesso il contropiede e il giocatore del calibro di Diogo Seixas non si fanno certo pregare. Si combatte duramente, palla recuperata dal capitano, riparte l'autore dell'ultimo gol Seixas, Duiqui Giovanni, Crocco. C'è il cambio, è rientrato quello più giovane, ovvero Nicolò col numero 6. Di qui Giovanni, avanti indietro, Sanchez, bomba, però sbecca la palla che finisce, rientra in campo, la domestica Volpe al volo, riparte Agostini fino in fondo Agostini, poi finisce troppo sotto il portiere, rigore. Rigore per fallo commesso su Agostini che aveva puntato benissimo il portiere Vieira di Valdagno e poi trattenuto, penso l'autore sia stato Crocco che si abbraccia adesso con Seixas che lo consola, non c'era altro da fare. Cairo, vediamo un po' se riesco a dirvi al volo la sua percentuale. 1 su 4. Rigore, quindi ricordiamoci che anche da rigore ora può spostarsi. Cairo avrà facoltà anche di muoversi, non tirare nettamente. Decide il tiro, la palla non fa in tempo a rimanere lì, niente. I rigori sono beffardi per Cairo. E non è neanche facile, la porta è piccola, il portiere grosso, bello l'aggancio di Costenaro, bell'asse Agostini, sicuramente il migliore dei suoi. Costenaro finta 1-2-3 fino all'ultimo, scarico di Cairo, la palla non l'abbiamo vista ma deve essere stata addomesticata da Vieira. Rodrigo con 3R, Niccolò Crocco dietro per Di qui Giovanni,
4-2 per Valdagno, che respira un po' forte del doppio vantaggio. Fallito il tentativo quindi su massima penalità concessa dagli arbitri a Breganze. Cairo lascia andare Sanchez, che scarica poi su Crocco, niente di fatto. Agostini, finta Agostini, sfortunato e impreciso, o impreciso e sfortunato. Sanchez, fase cruciale della partita. Breganze deve cercare di avvicinarsi per tenere alto l'attenzione, il pathos. Un 5-2 Valdagno sarebbe una doccia fredda, anche se a 18 minuti dalla fine circa in una partita di hockey può succedere tutto. Ora ci prova Sanchez, la Piccadigna letta bene da Tagliapietra che aveva chiuso ogni tipo di specchio. Provano al volo ancora Cairo, l'altra volta era riuscito il tocco al volo con un bellissimo gol di Agostini. Questa volta non riesce bene la deviazione a Volpe che manda fuori misura. Torniamo in campo, cioè torniamo all'attualità. Thiago Sanchez, Sexa, Diogo, ancora Sexa, Thiago Sanchez, Crocco, ancora Sanchez, prende velocità, spazio per il tiro, esce benissimo Tagliapietra e chiude ogni traiettoria. Blocco bellissimo, parte Cairo. Agostini, c'è intanto acceso il prima luce verde di questa seconda frazione chiesta da Nestor Perea, l'allenatore giunto sul finale di anno a sostituire Tiella. Necessario il cambio panchina per dare una svolta alla stagione di Breganze, che con questo nuovo allenatore ha già comunque confezionato 2 vittorie. Agostini, riparte da capo da Cairo. Si ferma, Agostini, Tagliapietra, Agostini, Volpe, bello, Cairo, gol! E c'è il gol di Cairo, bellissima la trama, Volpe, Cairo si presenta tutto da solo su Vieira e si fa perdonare ciò che non era stato sul rigore, anche se il rammarico potrebbe comunque rimanere perché potremmo essere pari, ma quello che aveva detto, fase cruciale della partita, o affondi o tiri fuori la testa. Breganze sceglie di tirare fuori la testa, portarsi a -1. Circa 16 minuti da giocare, 4-3 per Valdagno, 6 falli per Valdagno, 5 per Breganze. Partita sostanzialmente molto corretta, anche se sono stati rifilati ben 2 cartellini blu, tutte e 2 per Onorio Lucas, che da allora non è più rientrato, tenuto un po' a riposo in acqua fredda da mister Chico Azevedo, pronto per essere schierato nella metà del secondo tempo, sicuramente nelle fasi salienti. Bello come Volpe ha liberato Cairo davanti alla porta, che con una bellissima finta ha lasciato di stucco il portoghese portiere classe 2002, insaccando alle sue spalle. Riparte subito Sanchez, ora Breganze deve stare sul pezzo, non subire, fare sentire la pressione alla Y Sport. La palla rimane lì, poco fortunato Tagliapietra, riparte Crocco, bomba, Tagliapietra dice di no, non trova la palla, poi Tagliapietra finisce a destra nella rete di contenimento. La palla è per Valdagno perché l'ultimo tocco è stato dall'estremo difensore rossonero. Riparte da fuori, Piccoli, Giulio Piccoli su Tagliapietra, la palla rimane lì, brivido, a momenti la libera proprio
sullo stesso Giulio. Tagliapietra, quello col 27, ovvero Giovanni, combatte in mezzo a due, logicamente non riesce a uscire. Alla meglio Crocco che scarica su Sanchez, Thiago, il portoghese giocatore del Valdagno. Si canta nell'angolo degli Ultra di Breganze. Difficilmente che io ricorda, o io possa ricordare, o io ricordi, scegliete voi la forma italiana più corretta. Breganze era stato in partita quando manca poco più di metà del secondo tempo. Cosa ha salvato Tagliapietra? Non ho neanche il coraggio di commentarlo. Palla persa, Piccoli. Tagliapietra esce, allontana, bomba di Agostini. Dice di no Vieira, di cui Giovanni riparte, va da solo. Si mette Giuseppe Tagliapietra. Oggi sugli scudi Giuseppe non ha sbagliato niente. Incolpevole su ognuno dei 4 gol. Autore di tantissimi interventi. Lettura di traiettorie e intenti dell'avversario sempre puntuale. Attenzione Crocco, ora alza il numero di giri Valdagno, vuole tornare in doppio vantaggio, non vuole rischiare niente. La compagine della Valle dell'Agno. Crocco, Sanchez sul tiro da 3, se fossimo nel basket, bomba, parata, respinta da Jacopo, da Tommy Volpe. Cambio, Agostini va a riposarsi, viene dentro il giovane Tagliapietra. Sono ancora 2 fratelli in campo. Tommy Volpe, detto anche Fox. Volpe, bomba! Giusto su Vieira. La palla si impenna, recuperata da Crocco. C'è una stecca vagante, quella di Tommy che la recupera. Sanchez, Thiago, tra Thiago e Diogo mi incarto un po'. Thiago ora la palla, esce, incrocia fuori, perde la palla Nicolò. Crocco, poi c'è l'arbitro, ci si mette anche di mezzo. Si abbracciano Crocco e Tagliapietra, non vede l'arbitro. Com'era amorevoli intenti, se mi ascolta il mio amico Mara. Mamma mia! Scusate il beccheggio. C'era stata una bellissima azione, palla alta. Un'altra gol tipo all'Agostini l'ultima volta, niente di fatto però, ma Breganze c'è. Preme, parità veramente di intenti. Si gioca con una forte, intensa veemenza da entrambe le parti. Portieri protagonisti su entrambi i lati. Tagliapietra prende velocità, atterrato da Crocco, combatte, rimane in piedi, in mezzo, Cairo, non si intende, Tagliapietra non era partito. Niente di fatto, non fischia nulla l'arbitro. C'è da dire che gli arbitri hanno arbitrato, diretto questa partita con lo stesso metro. Tutti e 2 i cartellini blu, tutti e 2 visti, letti da Pigato Edoardo. Attenzione, riparte Cairo, si appoggia a Tagliapietra, Costenaro, c'è dall'altra parte un altro Tagliapietra, il Coste, non si fida ad entrare. Tagliapietra in mezzo, Cairo, Tagliapietra, Antonio, il Coste. Costenaro torna indietro, non c'è nessuno in mezzo, sgomma la palla, attenzione, arriva prima di qui Giovanni, lo tiene lì Antonio Tagliapietra, lo mette nell'angolo, c'è dall'altra parte Piccoli, Thiago Sanchez, Francesco Crocco, Giulio Piccoli appoggia di nuovo a Sexa appena rientrato, è uscito Capitan di qui Giovanni. Leo Di Qui Giovanni, attenzione, palla non agganciata, fortunosamente raggiunta
verso Giovanni Tagliapietra. Ora piccoli sotto di noi, piccoli, fa la magia, ma altrettanto attento e magico Giuseppe Tagliapietra. Crocco, attenzione, palla si impenna, combattono Crocco e Tagliapietra. Antonio, gol! E c'è il gol di Antonio Tagliapietra! Cosa ha fatto? Lo mette a sedere! Antonio Tagliapietra attraversa l'aria, fa tutto da solo, se la costruisce, se la procura e insacca alle spalle di Viera. Breganze 4 a pari. Quello che non ti aspetti, Breganze torna in partita. Peccato non potervelo fare rivedere, lo rivedrete a casa. Va a recuperarsi una palla difficile sulla balaustra, attraversa l'area, mette a sedere Viera e insacca alle sue spalle il giovane Tagliapietra, che quest'anno ne ha già segnati 9, va in doppia cifra. Giovanni Tagliapietra è il più giovane della famiglia, scusate, Antonio Tagliapietra, il più giovane della famiglia, classe 2007, 10° gol della massima categoria, porta in parità Breganze quando mancano circa 10 minuti. E adesso cinghiatevi alla poltrona, cinghiatevi al divano, telecomando mano destra, birretta mano sinistra, pronti per questi ultimi 600 secondi circa. Forza Breganze! Tutto è pronto. Breganze vuole vendere cara la pelle. Altrettanto Valdagno, guardate il giovane Tagliapietra che va al zerato, cosa ha portato via la palla ai Seixas, rimasto quasi incredulo. Il veterano, il califfo, messo in difficoltà dalla spina, detta in gergo militare. Sanchez, Thiago Sanchez, Diogo Seixas arriva piccoli, prende velocità, va in mezzo, va fino a Tagliapietra, poi la palla si impenna e scavalca la traversa. Bellissimo il tentativo di Piccoli, altrettanta la risposta per la seconda volta. Duello Piccoli Tagliapietra. Riparte Valdagno, Sanchez, Thiago, Giulio Piccoli. Quando parte qua dalla destra e punta a Tagliapietra c'è da temere. Fallo di Crocco su Costenaro. E allora c'è warning. Warning, andiamo a vedere il warning che io non l'ho visto, appena ce lo registrerà lo score della partita ve lo comunicherò. Valdagno è a 8 falli, quindi delicata la situazione per la squadra della Valle del Lagno. Lo score non mi riporta ancora il warning a chi è stato inflitto. Attenzione, riparte Thiago Sanchez, prova al volo la deviazione di Diogo Seixas, che fa dito alto, pollice alto, dito alto diverso da dito medio, al suo compagno di squadra per l'iniziativa e il tentativo. Sarebbe stato un Eurogol, un altro da prezzo del biglietto. Attenzione, Sanchez, Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra. La famiglia Tagliapietra decisa ad imprimere il proprio cognome su questa partita, sulla 24esima di campionato. Breganze ha puntato i play out e vorrà giocarseli fino all'ultimo, e se questa sarà la credibilità, la determinazione, la veemenza, il coraggio, la grinta
dei 10 ragazzi agli ordini di Nestor Perea. Rimarremo qua e ne vedremo dalle belle. Ora Tagliapietra, Giuseppe chiede il time out, quello concesso ai portieri quando soffrono di visibilità. Pulizia del casco per l'estremo difensore rossonero. Circa 540 secondi alla fine di questa disputa. Scusate il singhiozzo, attenzione, Seixa, bomba! Poco sopra la traversa, ma anche poco sopra casco e guantone di Giuseppe Tagliapietra. Devo scegliere se intervistare lui o il fratello autore del bellissimo gol. Attenzione! Sanchez vede proprio all'ultimo che Tagliapietra gli voleva fare lo scherzetto alle spalle. Piccoli alla meglio però Agostini si infrante su Crocco Francesco. Bello il giro palla, non aggancia Sanchez, dice di no ma la palla ancora per Crocco, finisce a terra, niente di fatto. Sì, sarebbe un po' da munizione per simulazione. Ora c'è il fallo, chiede scusa Sanchez, quindi è consapevole. Attenzione, si accende quello spione del semaforo rosso dalla parte di Valdagno, commette il nono fallo la formazione bianco-blu della Y Sport Valdagno. Quindi semaforo rosso, penalty vicino, il tentativo Tagliapietra, palla sporcata dalla stecca di Diogo Seixa. Ora riparte Valdagno, becca Piccoli, troppo veloce, però chiede scusa lui stesso non aver capito, partito con lentezza, dà la possibilità a Cairo di prendere velocità sulla sponda, va fino in fondo, Cairo si ferma, sterzata, Cairo mette in mezzo ma era già andato via Tagliapietra, riparte Thiago Sanchez, scarica su Francesco, bomba di Francesco alla destra, fuori misura, fa buona guardia Tagliapietra, ancora Crocco Francesco, il più giovane dei due fratelli, Piccoli, Giulio Piccoli, bomba! Non si capisce che traiettoria ha preso, si è deviato, toccata da qualcuno. Il risultato è che la palla finisce innocua sulla rete di contenimento alle spalle dell'estremo difensore rossonero. Tagliapietra, anche l'altro fratello, suggerimento per Cairo, aggancia, non vuole andare in mezzo, fa buona guardia Piccoli, Cairo vuole uscire, Tommy Volpe è rientrato, appena uscito il Coste, anche Pietro Agostino è andato a riposarsi, darà il meglio di sé negli ultimi scampoli. Tiago, oppa! Pallina, è successo di tutto, sono finiti in 3 addosso a Vieira. Oh, un'altra azione, no, cosa si mangia Piccoli davanti alla porta, gol fatto, lì rimane nella stecca Piccoli, questo gol, si vorrà mangiare la stecca, mozzicare la punta, palla per Breganze. Era successo di tutto, intanto dall'altra parte erano finiti in 3 addosso al portiere, 2 del Valdagno e Cairo che l'aveva provato di tutto per andare in porta. Rientra subito Agostini, proprio scivola adesso, si rialza Sanchez, non si aggancia Diogo Seixa, però ancora adesso per Crocco, la palla rimane lì e Giuseppe Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra, GT. Time out per Breganze, poco più di 360 secondi da giocare. Valdagno ha il semaforo rosso acceso, 6 sono i falli invece, quelli di Breganze, quindi 6 minuti, 6 falli 4 falli da giocare.
Anche Breganze deve stare attento. Eccolo qua, è pronto a tornare in campo dopo il doppio cartellino. Ha rimediato nel primo tempo Lucas Onorio, autore dei primi 2 gol del Valdagno, intenzionato assolutamente a chiuderla. Rientra anche Capitan di Qui Giovanni Leo, quindi Lucas Onorio, Di Qui Giovanni, rimane Diogo Seixa e Sanchez. Quindi 3 stranieri e il Capitan per Valdagno, uno straniero che poi è anche l'unico che possiede Breganze. Onorio mette in mezzo, non aggancia, ha visto un rigore. C'è il rigore, sì, allora abbiamo capito benissimo la mimica. Agostini ha reo di aver abbracciato Seixa. Tagliapietra, che tante volte questa sera ha detto di no, e stavolta non può niente. È una bomba quella di... Sono incastrato di Thiago Sanchez. Un'autentica bomba sotto la traversa. Si era anche mosso bene Giuseppe, ma era troppo precisa. Ragazzi, state concentrati, ragazzi di Breganze. C'è ancora il penalty da giocare. Ci sono ancora un'infinità di secondi. 370 circa. Agostini vuole subito portare a galla. La palla rimane lì. Arriva l'altro tagliapietra. No. Da qua è sembrato di no, ma dobbiamo dire di sì. Vedono meglio gli arbitri di noi. Dobbiamo darlo per scontato. Onorio. Sanchez. Thiago, l'autore di questo splendido rigore. Battuto alla perfezione. L'aveva sbagliato invece Cairo, poi fattosi perdonare con un bellissimo gol. Lucas Onorio. Ora dovranno andare senza fallo. Mi ricordo che all'ultima qua... No! Qui ha rischiato la munizione per simulazione Onorio. Era da solo, è caduto da solo. Non c'era nessuno di Breganze nelle vicinanze. Dicevo che qui Bassano ha fatto più di un tempo col semaforo rosso acceso, ad 8 falli. Sono cose che le squadre di massima categoria sanno fare. Giocare senza fallo. Oppa, la palla rimane lì, attenzione! Qualcuno ha schiacciato la mano a Giuseppe Tagliapietra, inavvertitamente. Notare come Onorio ha alzato la stecca con la sua stecca, manco fosse una pallina. Questi giocatori hanno una sensibilità del tocco di stecca inimmaginabile, indescrivibile. Tagliapietra, penso sulla sua uscita, sia stato arrotato nella mano e nel guanto. Allora, era il 10° fallo, tutto nelle mani di Pietro Agostini. Pietro Agostini contro Vieira, si spegne il semaforo. Poi ci saranno 3 falli per Breganze da amministrare, anzi 2 perché il terzo sarà penalty. Altri 5 per Valdagno. Pietro Agostini, la palla del pareggio nella sua stecca. Sicuramente deciderà di muoversi, non penso tiri da quella distanza siderale. Agostini, gol! E c'è il gol di Pietro Agostini, pareggio di Breganze. Breganze è ancora lì, Breganze è ancora qui, siamo ancora qua.
Breganze che fa gol, la curva esulta, cantano gli Ultras che finalmente si stanno regalando una partita combattuta fino agli ultimi scampoli. Valdagno ce la metterà tutta, vuole i 3 punti, vuole rimanere nella zona alta dove comunque rimarrebbe, ma è a 48 punti a parità. Non abbiamo ancora osservato quest'oggi gli altri campi. Al primo time out se ci sarà ve li leggerò al volo. Attenzione, qui ci vorrebbe un VAR. Qui ci vorrebbe un VAR perché ho visto una stecca volare, quella di Tagliapietra. Aia. No, c'è il cartellino rosso. Cartellino rosso per Tagliapietra. Però era stato un po' come quel VAR che avevamo visto nella finale di Coppa Italia. Attenzione perché in effetti Lucas Onorio ha del rosso sull'occhio. È stato colpito al volto comunque dalla stecca. Allora, adesso ricapitoliamo. Cartellino rosso. Si sta preparando il paste. In effetti io se dovessi, peccato che ci manca il replay, ma ho visto effettivamente la stecca di Giuseppe alta. E Onorio non ha simulato niente perché aveva qualcosa di rosso in volto. Paste dall'alto dei suoi è un 86 Paste, 86, 40 anni per Paste, tra i pali nella massima categoria, tutti appesi a Marco Todeschini, detto Paste, che fa il suo primo intervento, tutti col Paste. Circa 4 minuti alla fine, 5 pari, 7 falli di Breganze e il 10° già suonato. Breganze in 3. Attenzione, ripartono in 3. Ora Breganze deve decidere, rischiare o difendere estenuamente questo pareggio, questo punto che vale oro. Possiamo dirlo che vale oro? Sì. Un punto oggi per Breganze vale oro, soprattutto se verrà conquistato con il Paste in porta, non me ne voglia lui, e in 3 negli ultimi scampoli di partita. Attenzione, la palla rimane lì, Volpe la vuole amministrare, va da solo, viene atterrato, Pigato dice no. Scusate, ci si mette anche il catarro di traverso. Sanchez si mettono a 4, cercano fase per il tiro. Diogo Seixa, Sanchez ha la bomba da fuori e trova il gol. Il Paste, Porello, non la vede neanche partire. Difficile commentare quest'epilogo. Peccato Breganze sfortunata, però non bisogna rimpiangere niente perché gli arbitri erano vicini, la stecca di Tagliapietra era alta, quindi il cartellino rosso è stato inevitabile per l'estremo difensiere di Breganze. Breganze però ci crede, ormai non ha nulla da perdere. Agostini, logicamente si spengono un po' i toni. Ci prova Agostini, Murato, dice di no Ferraro. Pietro Agostini. Stavamo dicendo di guardare gli altri campi. Sarzana già chiusa 7-1 su Castiglione.
Giovinazzo 8-3. Era il turno prima, scusate. Follonica 8-1. Breganze devono ancora aggiornare, è 6-5. Scusate, era Sarzana Grosseto 4-5. Lodi finale 3-1 su Forte dei Marmi. CG Viareggio sta battendo Monza 2-1. Se andiamo sulla classifica, il Valdagno, che era appunto a pari merito con il Viareggio CGC Viareggio, non lo trovo, sta vincendo col Monza 2-1, quindi comunque rimarrebbero lì Valdagno e CGC. 1 minuto e mezzo, purtroppo Breganze rimane in 3, ha poco da fare. Ricordiamoci che il cartellino rosso è venuto quando già mancavano meno di 4 minuti, quindi Breganze dovrà terminare in 3 questa bellissima partita. Sfortunatissima Breganze. Oh, peccato! Cosa ci regalano a momenti Costenaro e Agostini, bravi ragazzi fino all'ultimo, crederci. Un'iniezione di fiducia sarà questa partita per le ultime 2 che mancano. Ricordiamoci, sì, siamo alla 24esima, quindi per Breganze mancherà solo la trasferta a Novara e poi l'ultima in casa col Forte dei Marmi, squadra che ha battuto all'andata. Valdagno ospiterà settimana prossima Sarzana e poi chiuderà in trasferta, ma non di tanto, a Trissino. Questo weekend caratterizzato dallo scontro al vertice tra Bassano e Trissino. Domani si ripeterà la finale giocata 2 settimane fa della Coppa Italia. Bassano è a +1 su Trissino, quindi domani si giocheranno proprio nella penultima di campionato la testa della classifica. Molto importante poi per gli abbinamenti, logicamente, dei play-out. Poco sarebbe cambiato a Breganze, che è con 7 punti. Poteva andare a prendere Castiglioni ancora matematicamente. Lo è ancora perché 6-10. Quindi tutto è possibile. Novara occupa il 10° posto, quindi avversario abbordabile per Breganze. Così come Forte, solo di 12 punti. Terzultima Forte dei Marmi. La squadra che 2 anni fa vinceva lo scudetto. 30 secondi, ci vorrebbe quello che è il miracolo, ma allora ci toccherebbe saltare giù qua dalla piccionaia e andare a abbracciarli 1-1 questi ragazze. Eccole qua, sono finiti 4 minuti, rientra Tagliapietra, la palla però rimane lì, riparta Sanchez, porta aperta, niente di fatto, sono a 5 quelli di Breganze, finale incandescente, lo prova tutto il Breganze, attenzione però la palla non va, palla scoperta, Agostini para e poi c'è il gol, la palla finisce dentro con Crocco, ma ad onor del vero dovevano provarci. Quelli di Breganze 5 contro 4 l'hanno gestita un po' male, però bravi, bisogna solo che applaudire oggi i ragazzi di Breganze. Volevo intervistare Giuseppe Tagliapietra, chissà se mi rientrerà, mi sa che non può. Andrò sicuramente a intervistare un Crocco, l'autore dell'ultimo gol, il giovane Crocco, Francesco. Dall'altra parte andrò a prendermi il paste. Finisce così, senza cattiverie. Valdagno non ha rubato niente, Breganze non l'avrebbe fatto se avesse pareggiato.
Finisce così la 24esima, la penultima in casa per Breganze. Io vado per le interviste. Ci sentiamo fra 2 settimane. Grazie a tutti. Viva l'hockey, viva questo pazzo sport e viva noi altri che lo amiamo.